Martedì 4 ottobre 2022, con inizio alle ore 16:30 presso lo spazio Temenos di via Pirandello, piazzetta San Pietro ad Agrigento, avrà luogo la cerimonia di consegna del premio Acamante Fillide a insigne personalità della cultura, dell'arte e dei vari campi dell'impegno umano, sia italiani che stranieri. L'evento è dedicato alla metamorfosi di Acamante Fillide, nota attraverso il racconto mitologico, e fa riferimento alla fioritura del mandorlo e quindi ad Agrigento e al suo patrimonio archeologico, artistico e paesaggistico. La commissione di selezione, presieduta dallo storico e critico d'arte Paolo Giansiracusa, e i premiati saranno 15. Novità di quest'anno: terza edizione, sarà il conferimento di una menzione d'onore in ricordo all'agrigentino Nicanor Valla, monaco e vescovo del Cinquecento, che tra le diverse sue pubblicazioni mandò alla stampa il primo vocabolario della lingua italiana. A comunicare tutto ciò il direttore dell'Accademia Belle Arti Michelangelo, Alfredo Antonio Prado.